Terapie intensive occupate all'11%, aree mediche verso il 15%, aumentano i ricoveri per Covid, ospedali in sofferenza. A 2 mesi il contagiato più piccolo in Friuli. Fedrigas sarà zona gialla, nuovi divieti per le manifestazioni. Caso Covid a scuola, in quarantena compagni di classe ma anche bambini saliti sullo scuolabus con l'infetto. La disposizione del Dipartimento di Prevenzione spiazza più di qualche famiglia in Friuli. Da oggi il nuovo protocollo nazionale. 2 pescatori veneti, padre e figlio, sono affondati e annegati a largo di Duino, diretti ad un cantiere di Monfalcone. Si sono trovati in difficoltà, hanno lanciato l'allarme, inutili soccorsi. Sono una ventina i milioni di euro che il PNRR dovrebbe portare a Udine: sistemazione del cavalcavia Simonetti e del cinema Odeon, eliminazione dei passaggi a livello e delle barriere architettoniche, i progetti del sindaco Fontanini. Sarà ufficializzata domani la tappa friulana al Giro d'Italia 2022. Il 27 maggio i girini partiranno da Marano, arriveranno a Castelmonte dopo lo sconfinamento in Slovenia, pronti i sopralluoghi di RCS. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli, che apriamo con un aggiornamento che riguarda l'evoluzione della pandemia nella nostra regione, in particolare in Friuli. Sono 140, delle quali 36 in terapia intensiva, le persone ricoverate in ospedale per Covid nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 6 novembre nell'area di riferimento dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La pandemia non risparmia i neonati, il più piccolo dei contagiati ha solo 2 mesi di vita. Quanto emerge dai dati che i professionisti hanno presentato questa mattina al vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Ha solo 2 mesi di vita la più giovane contagiata dal Covid in Friuli Venezia Giulia dal 1° settembre al 6 novembre, finestra temporale in cui l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale ha analizzato gli ultimi dati sull'andamento della pandemia che sono stati illustrati oggi in sala Perraro all'ospedale di Udine. In questo periodo sono state rilevate 4.140 positività riguardanti 2.605 persone, la cui età media è di 47 anni, e sono state ricoverate 140 persone, delle quali 36 in terapia intensiva. I decessi sono stati 13 di età compresa tra i 64 e i 93 anni. Fortunatamente nei bambini la malattia non è grave. No? Ci sono dei casi anche sono stati segnalati, no? Di patologie infiammatorie come la Kawasaki, eccetera. Noi abbiamo esperienza anche di giovani che hanno malattie serie, abbiamo esperienza di patologia post-Covid, stiamo seguendo i pazienti a prima ondata con ancora sintomi a distanza di 12-18 mesi, tipo stanchezza, dolori lombari, dolori articolari, eccetera. Non è esente per molti cittadini l'infezione da Covid. È vero che per tanti è una patologia benigna, ma per molti possono avere sia una malattia acuta grave che conseguenze dopo. Non è bene prendersi il Covid in ogni caso. Quindi dal punto di vista anche etico e sociale, non vaccinarsi vuol dire aumentare il rischio di infettarsi e di ammalarsi, e andare quindi a impegnare l'ospedale, che è già al limite dell'impegno, chiudere servizi che sono importanti per altri cittadini. E proprio di questo ha parlato anche il direttore generale dell'ASUFC, Dennis Caporale. Di fatto, se i contagi e i ricoveri dovessero aumentare a questo ritmo, presto saranno a rischio i servizi per le altre patologie. Il primo dei rischi è quello di un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Coloro che gridano in piazza non molleremo mai, forse la battaglia non si vince gridando in piazza, forse la battaglia si vince contro il virus solamente vaccinandosi. Così è esordito alla conferenza stampa il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Dennis Caporale, sottolineando l'incremento sia dei contagi che dei ricoveri nella struttura ospedaliera. Nel momento in cui i numeri dovessero aumentare, anche di poche unità, saremmo costretti a dover ridurre altre attività. In questo momento un padiglione, in particolare il padiglione 9, è dedicato al Covid. E purtroppo per far fronte alle necessità di pazienti Covid in via di dimissione,
abbiamo dovuto attrezzare il piano 0 del Gervasuta a RSA, riducendo e spostando la riabilitazione intensiva precoce, il reparto RIP, riabilitazione intensiva precoce, abbiamo dovuto ridurre i letti. Se noi dovessimo aprire altri 4 letti di terapia intensiva, 5, ci serve un anestesista sulle 24 ore, sì, che vuol dire 5 anestesisti. Per avere 5 anestesisti dobbiamo chiudere 5 sale operatorie. Ogni sala operatoria mediamente fa 2,5 interventi al giorno e quindi è presto fatto il conto, no? È imperativo dunque tenere alta la guardia e il vaccino non basta. Non possiamo dire che siamo vaccinati, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Se c'è un passaggio pedonale, non è che io, perché c'è il passaggio pedonale, attraverso senza guardare a destra o a sinistra. Devo continuamente, anche se sono vaccinato, continuare a proteggermi e proteggermi bene, soprattutto in questo periodo. E partono dai dati di oggi relativamente all'evoluzione della pandemia le considerazioni del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Le percentuali di occupazione dei posti letto in terapia intensiva in aree mediche vanno verso i parametri da zona gialla. Riccardi punta il dito contro i partecipanti alle manifestazioni no Green Pass, ma anche contro gli omertosi, coloro che risultati positivi al test non danno indicazioni veritiere per poter procedere in maniera corretta al tracciamento e dunque per contrastare l'espansione della pandemia. Guardate, l'indicatore più importante che noi dobbiamo guardare in questa fase è il rapporto tra l'andamento del contagio e la domanda ospedaliera. Vediamo che ha un margine completamente diverso rispetto al momento in cui il vaccino non c'era. Quindi il vaccino è la risposta, dobbiamo lavorare perché le terze dosi a partire dai sanitari e delle persone ospitate nelle nostre strutture residenziali venga fatto e poi possa essere esteso a tutta la popolazione. E poi dobbiamo cercare di evitare delle cose delle quali fare volentieri meno, a partire dai cortei che sono quella tempesta perfetta che mettono insieme assembramenti, persone vicine, non vaccinate, senza mascherine, che urlano, cioè tutto quello che non si dovrebbe fare e gli effetti cominciamo a vederli in maniera importante, quelli che sono dichiarati e quelli che invece hanno un comportamento omertoso perché non vengono dichiarati ma sono evidenti nei numeri che hanno una sorta di dato ignoto sull'origine del contagio. Se passeremo in zona gialla siamo pronti ad aggiungere divieti, in particolare verso le manifestazioni contro i cortei, no Green Pass, anche il Presidente della Regione Federiga. Le regioni in zona bianca non possono fare misure maggiormente restrittive. Se ci dovessimo trovare di fronte alla zona gialla, invece la regione ovviamente interverrà per andare a limitare situazioni pericolose per l'aumento di contagi. Il nostro obiettivo come sistema regionale è quello di impedire nuove chiusure e quindi lavoreremo perché l'irresponsabilità di pochi non si traduca in un danno per tutti. Non ha dubbi il presidente della regione Massimiliano Federiga, che vede sempre più avvicinarsi la zona gialla a causa di un cluster, quello nato nei cortei, che non ha precedenti in Friuli Venezia Giulia dalla pandemia e che sta penalizzando tutti. Il governatore ha sottolineato come il corteo di sabato non ha rispettato le norme e ci sono stati anche lanci di oggetti contro le forze dell'ordine, ringraziate da Federiga e difese, visto le ennesime fake news che circolano. Non è che pochi possono limitare la libertà di tutti. Una cosa è manifestare ed esprimere il dissenso legittimo, altra cosa è limitare la libertà di tutti. Dico anche che Trieste è stata colpita dal punto di vista economico e lavorativo, perché pensiamo ai danni economici che si continuano a creare con continue manifestazioni ai danni di commercianti e persone che vogliono lavorare e portare a casa il pane per la propria famiglia. Nella riunione di giunta si è parlato anche della legge di bilancio 2022. Che sicuramente vedrà rafforzate, oggi abbiamo fatto quello, alcune linee di finanziamento, pensiamo alla sanità, che troverà ottime risposte in termini di finanziamento da parte della Regione, ma malgrado il governo, voglio ricordare, non stia dando alle regioni ristori per le spese Covid, perché anche questo è un problema. Noi abbiamo avuto delle spese come tutte le regioni importanti, col potenziamento di personale, gli hub vaccinali,
e abbiamo fatto le agende vaccinali, abbiamo organizzato il personale, insomma spese molto molto importanti che allo stato attuale non hanno ancora avuto una risposta dal governo, ma noi comunque andiamo avanti perché sappiamo che la parte sanitaria deve trovare delle risposte importanti. E salgono a 34 gli anziani positivi in casa di riposo a Zoppola, contagiati anche 3 operatori, mancavano solo pochi giorni alla somministrazione della terza dose. Si estende il numero delle positività al Covid alla casa di riposo Micoli Toscano di Zoppola, struttura nella quale si sono contate 18 vittime nella parte iniziale della pandemia. Il nuovo giro di tamponi oggi ha fatto emergere ulteriori 8 positività tra gli ospiti, portando il numero totale a 34, sui 107 presenti, tutti coperti da doppia dose e di fatto tutti asintomatici. L'unico ricoverato in ospedale ha dovuto essere trasferito per patologie differenti dal virus. La struttura ha allestito un apposito reparto e attende sviluppi in costante sinergia con il Dipartimento di Prevenzione di ASFO. Dai risultati dei tamponi di oggi sono emerse inoltre 3 positività anche tra gli operatori che finora non presentavano casi. Il direttore della struttura, Ludovico Cafaro, continua a monitorare la situazione e sottolinea come questa sarebbe dovuta essere la settimana della terza dose per gli anziani della casa di riposo di Zoppola, ma che purtroppo non si è arrivati in tempo. Ora spetta ad ASFO stabilire se inoculare il vaccino ai non contagiati o attendere l'evolversi della situazione. A rincuorare sono comunque le buone condizioni attuali degli anziani contagiati. Non è certo la situazione del 2020, insomma, quando ricoveri e morti erano una costante. Tuttavia l'attenzione è alta per l'età avanzata degli ospiti e la presenza di altre patologie debilitanti. Caso Covid a scuola, in quarantena non finiscono solo i compagni di banco, ma anche i bambini che hanno viaggiato a bordo dello scuolabus con l'alunno risultato infetto. La disposizione dei dipartimenti di prevenzione sta spiazzando più di qualche famiglia in Friuli. Intanto proprio da oggi è in vigore il nuovo protocollo nazionale che riguarda le quarantene a scuola. Caso Covid in classe, in quarantena finisce anche lo scuolabus. È la situazione con la quale stanno facendo i conti diverse famiglie friulane, ora che i contagi hanno ripreso a correre e a serpeggiare anche tra i banchi. Nel caso in cui un alunno risulti positivo al Covid, tamponi e quarantena fino all'esito del test possono coinvolgere, oltre ai compagni di classe dell'interessato, anche i bambini saliti insieme al contagiato sullo scuolabus, almeno quelli a più stretto contatto. È l'effetto del contact tracing. Gli studenti sullo scuolabus risultano contatto diretto da tracciamento. La disposizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione in casi come questo ha colto di sorpresa più di qualche famiglia, ripiombata nell'incubo DAD, con i conseguenti problemi, a partire da quelli di conciliazione della didattica a distanza dei figli con tempi e impegni di lavoro dei genitori. Oggi intanto è entrato in vigore a livello nazionale il nuovo protocollo sulle quarantene a scuola. Se in aula c'è un caso positivo, i compagni di classe faranno un test e se il risultato sarà negativo si potrà tornare a scuola. Poi si farà un altro tampone dopo 5 giorni. Con 2 positivi, i vaccinati e i guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi faranno il tampone, mentre per i non vaccinati scatterà la quarantena. Con 3 contagi andrà in quarantena tutta la classe. Per i più piccoli è previsto un test subito ed una quarantena di 10 giorni. Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo, se il caso è asintomatico. Per quanto riguarda il personale scolastico, le misure scattano se l'attività in presenza si è svolta per almeno 4 ore nello stesso ambiente con l'alunno contagiato. Le decisioni dipendono dal Dipartimento di Prevenzione, ma nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'istituto attiverà una procedura standardizzata. Il dirigente scolastico è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza. Rientra l'emergenza quarantena nei principali istituti scolastici di Monfalcone, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova scuola materna di Via delle Mandrie. Primo giorno di scuola questa mattina per 53 bambini a Monfalcone, nella nuova scuola materna di Via delle Mandrie. Una riqualificazione resa possibile grazie al supporto di Fincantieri e che ha già permesso di azzerare la lista di attesa. Qui infatti potranno essere ospitati fino a 75 iscritti. Nel frattempo la situazione contagi all'istituto comprensivo Ciancic non desta particolare preoccupazione. Ad oggi si registra un solo contagio in una classe seconda delle elementari. Gli studenti comunque continuano a frequentare regolarmente le lezioni in presenza.
così come si è risolta l'emergenza all'Istituto Randaccio, dove, fino a pochi giorni fa, metà dei docenti si trovava in quarantena. Fincantieri ha accolto con grande entusiasmo l'iniziativa di propostaci un paio di anni fa dal sindaco Sisintra di dare vita ad un edificio che già anni e anni fa aveva ospitato un asilo. Non potevamo sopportare l'idea che dei bambini rimanessero a casa e non potessero frequentare la scuola dell'infanzia, che è il primo momento in cui anche i bambini di non italofoni cominciano l'apprendimento della lingua italiana. Che per la prima volta a Monfalcone non ci sono bambini che restano a casa, non ci sono bambini di stare attenti. Abbiamo esaudito tutte le richieste delle famiglie. Padre e figlio, due pescatori veneti di 80 e 50 anni sono morti dopo che la loro imbarcazione è affondata al largo di Duino. Tragedia al largo della costa di Sistiana, a 2 chilometri da Duino nel primo pomeriggio di oggi. Un gozzo che da Caorle era diretto in un cantiere di Monfalcone, probabilmente per un rimessaggio, è affondato. A bordo padre e figlio, due pescatori veneti originari di Conegliano, di 80 e 50 anni. Si erano trovati in difficoltà e avevano lanciato l'allarme attraverso il cantiere navale. Il Marina a sua volta ha allertato la Capitaneria di Porto di Trieste. È scattata la macchina dei soccorsi, sono scesi in campo i vigili del fuoco sommozzatori di Trieste, l'elicottero dei pompieri proveniente dal nucleo volo di Venezia per dei sorvoli dall'alto, gli uomini della Guardia Costiera del capoluogo giuliano. Il corpo del padre è stato recuperato e affidato all'equipe medica di un'ambulanza che attendeva sulla banchina. Si cerca il corpo del figlio affondato insieme al padre. La Capitaneria di Porto ha provveduto a informare i familiari. Le ricerche proseguiranno fino a mezzanotte con l'impiego di un elicottero della Capitaneria di Porto proveniente da Pescara, dotato di sensori e telecamere notturne. Grave incidente stradale a Udine all'incrocio tra via Lumignacco e via Selvuzis alle porte della zona nonaria. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Punto ed un camioncino dei rifiuti della NET si sono scontrati. L'impatto poco prima che la vettura raggiungesse il sottopasso. Feriti gravemente un uomo e una donna che viaggiavano sulla Fiat. Sul posto i sanitari e la Polizia di Stato per la viabilità. Per estrarre l'automobilista i vigili del fuoco hanno dovuto aprire il tetto della vettura che si è capottata dopo l'impatto. Una coppia di fidanzati di 19 anni stava passeggiando con il cane in campagna a Buia quando è stata raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da un cacciatore. I carabinieri della compagnia di Tolmezzo sono sulle tracce di un cacciatore che ieri mattina a Tomba di Buia, mentre stava esercitando l'attività venatoria, ha esploso accidentalmente un colpo di fucile che ha raggiunto una coppia di fidanzati e il loro cagnolino. Il ragazzo, 19 anni, di Forgaria nel Friuli, è stato raggiunto al volto, in particolare a un occhio, da alcuni pallini ed è stato accolto all'ospedale di San Daniele del Friuli per tutte le cure del caso. Non è grave perché il colpo di arma da fuoco è stato esploso da una distanza di oltre, si stima, 70 metri. I pallini quindi fortunatamente hanno perso potenza. Hanno colpito anche la fidanzata del 19enne, una coetanea di Buia, e il cane con il quale stavano facendo una passeggiata in una zona di campagna. Per la giovane e l'amico a quattro zampe non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Tanta paura comunque per la coppia che ha chiamato il 112. Indagano i carabinieri dell'Arma, di Tolmezzo e della stazione di Osoppo per identificare la persona che ha esploso il colpo. Un gatto domestico è stato volontariamente gettato da un'auto in corsa. Sul fatto indaga la polizia locale di Sesto Arreghena e Cordovado. Un gesto orribile per la sua crudeltà è costato la vita a un gatto scaraventato fuori da un'auto in corsa. Questa la ricostruzione in base ad alcune segnalazioni a Cordovado, in pieno centro, vicino alla farmacia del paese, qualche giorno fa. Il micio ha subito danni irreparabili ed è stato soppresso. La storia è stata raccontata con un post su Facebook dalla clinica veterinaria Villotta, che ha preso in cura la bestiola portata da un'ambulanza veterinaria allertata dai primi soccorritori. A nulla sono valsi i medicinali somministrati al gatto, che aveva perso l'uso delle zampe posteriori e dopo 24
24 ore non presentava alcun miglioramento clinico e dopo il rintraccio dei proprietari si è optato per l'eutanasia. Troppe e irreversibili le ferite riportate dall'animale, un fatto che per la sua brutalità ha scosso il paese, con appelli da parte dei cittadini perché chissà o ha visto qualcosa in più possa parlare. Sulla vicenda, dopo una denuncia, indaga la Polizia Municipale di Sesto Arreghena e Cordovado, che sta raccogliendo testimonianze e valutando eventuali immagini della videosorveglianza che possano essere utili a risalire all'autore del gesto. Per i colpevoli potrebbe scattare una denuncia penale e non escluso che possano essere coinvolte anche altre forze dell'ordine per dare giustizia a un animale innocente barbaramente torturato. Torniamo alla sparatoria di Trieste dello scorso 4 settembre, avvenuta in pieno centro cittadino a Trieste davanti al bar Carducci. Questo perché nel pomeriggio sono stati notificati 5 provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno emessi dal questore Tittoni a carico di altrettanti cittadini kosovari che si sono resi protagonisti di quella sparatoria, nel corso della quale sono state ferite gravemente diverse persone. Con il PNRR a Udine dovrebbero arrivare circa 20 milioni di euro. Diversi sogni e i progetti del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Sentiamo. Sono 900 i milioni di euro attesi in Friuli Venezia Giulia dal PNRR. Udine invece spera di riceverne almeno una ventina. Stiamo preparando le opere che abbiamo a disposizione. Che chiediamo il finanziamento per la realizzazione di queste opere. Faccio qualche esempio: il cavalcavia Simonetti, che collega in pratica via Piazzale d'Annunzio con via Pradamano e viale Palmanova, è un'opera su cui bisogna intervenire perché ha problemi strutturali. Poi ci sono una serie di iniziative che riguardano la cultura, ad esempio l'Odeon, siamo pronti per acquistarlo, però bisogna ristrutturarlo, anche lì sono necessari, abbiamo preventivato 2 milioni di euro per la sistemazione dell'ex Odeon. Abbiamo poi anche altre cose da finanziare, ad esempio il PEBA, che è il progetto per il superamento delle barriere architettoniche in città. Anche lì per fare un certo numero di opere avremo necessità di avere 1,5 milioni di euro. L'interramento della ferrovia è una cosa ad hoc e lì l'impegno è molto alto, perché lì stiamo parlando di 600 milioni di euro, ma quelli sono fondi che dovrebbero portare le ferrovie. Come le ferrovie aspettiamo, questo sì, in tempi rapidi, il finanziamento di 150 milioni per la realizzazione della variante esterna, per permettere in pratica di chiudere i 4 passaggi a livello. La Giunta regionale ha approvato la ripartizione dei ristori per i maestri di sci iscritti all'albo regionale e alle scuole di sci autorizzate. Le risorse attribuite alla Regione dallo Stato ammontano a più di 1.300.000 euro. Il comparto degli sport di montagna, ha spiegato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria che ha di fatto vanificato nella stagione 2020-2021 il regolare svolgimento della stagione invernale. Nel dettaglio, per i maestri di sci è previsto uno stanziamento massimo di 1.140 euro, di cui 500 euro a contributo fisso. Per le scuole di sci invece, 11 in regione, l'importo è di 208.000 euro. Già a marzo, conclude Bini, 204 maestri di sci avevano potuto ottenere un contributo regionale complessivo di 302.000 euro. Come avete sentito nella precedente intervista al Presidente della Regione Fedriga, oggi la Giunta ha preso in esame lo schema preliminare della legge di stabilità. La finanziaria 2022 parte da un quadro preliminare di 4 miliardi e mezzo di euro. Ce ne parla l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Oggi in Giunta regionale abbiamo approvato la legge di stabilità per il prossimo triennio. Abbiamo messo a disposizione più di 4 miliardi e mezzo per il 2022. Si tratta di risorse importanti, forti anche della rinegoziazione con i patti finanziari che il Presidente Fedriga ha siglato recentemente, che hanno messo a disposizione nuove risorse per la nostra regione. Sono diversi i comparti sui quali intendiamo puntare, prima su tutti la famiglia, ma anche attenzione particolare alla salute.
Fermo da oltre un decennio, riparte a Colloredo di Monte Albano un cantiere da 5 milioni di euro. Riparte a Colloredo di Monte Albano un cantiere fermo da più di 10 anni. Si tratta di un investimento complessivo da 5 milioni di euro che porterà alla realizzazione di una ventina di alloggi. Operai e mezzi sono tornati nuovamente all'opera in un complesso residenziale risalente al 2010, dove i lavori si erano bloccati per il fallimento della ditta coinvolta. Se lo è aggiudicato all'asta lo scorso luglio l'impresa edile Bordon Fratelli SRL di Cividale del Friuli. Il condominio sorge in via Diacono, di fronte alle scuole del paese. Liberato dalle sterpaglie e dalla vegetazione cresciuta nell'arco di un decennio, il cantiere è stato messo in sicurezza. Il titolare dell'impresa, Natale Bordon, fa sapere che saranno realizzate 22 unità abitative con 45 posti auto e cantine. Al posto degli spazi destinati ad attività commerciali previsti dal progetto iniziale al piano terra, saranno realizzati appartamenti con porticati esterni. Complessivamente saranno riqualificati circa 15.000 metri cubi. Gli spazi verdi e i parcheggi esterni saranno ceduti al comune e saranno al servizio del polo scolastico e sportivo adiacenti. Bordon fa sapere che nel cantiere sarà impiegata una decina di persone e che l'obiettivo è quello di concludere i lavori entro il 2022. Soddisfatto per l'intervento, il sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan, convinto che si tradurrà in un significativo miglioramento del paese dal punto di vista urbanistico, in grado anche di attrarre nuovi residenti. Da ieri Grado ha un nuovo parroco, è Monsignor Paolo Nutarelli, accolto in festa da tutta la comunità. È arrivato in barca il nuovo parroco di Grado, Monsignor Paolo Nutarelli, ieri, dopo tanti anni di servizio prestato nella sua amata Cormons. L'arrivo alla Darsena nel primo pomeriggio, quindi la partenza verso la Madonnina del Mare, con un canto, una preghiera e un omaggio floreale alla Vergine. Poco prima delle 15 lo sbarco al porto Mandracchio, accolto dal sindaco Claudio Kovac con fascia e gonfalone, primo cittadino da poco nominato alla guida dell'amministrazione comunale dell'Isola del Sole. Ad attenderlo sulle rive sono stati in tantissimi, primi tra tutti i membri della banda civica, poi il percorso verso la Basilica, salutato dai ragazzi di Grado Voga e Canottieri Ausonia, dai Graesani de Palù, i portatori della Madonna, fino alla Sogita, ai ragazzi del catechismo, ai bambini dell'asilo parrocchiale. Quindi la messa celebrata nella Basilica insieme all'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Radaelli. Ad accompagnare Monsignor Paolo Nutarelli a Grado anche la comunità di Cormons con il sindaco Roberto Felcaro. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'informazione sportiva, si guarderà la prossima edizione del Giro d'Italia, in particolare alla prossima tappa friulana, quella del 27 maggio tra Marano e Castelmonte. Dopo l'informazione sportiva, le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.